Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Le mani della mafia su appalti e politica sciacca, 7 arresti, Panetta e Bossi, imprenditori e anche l'ex dirigente della Protezione Civile di Agrigento. Schianto mortale nella notte in Corso Indipendenza a Catania, 2 giovani di 19 e 23 anni hanno perso la vita mentre erano in sella una moto, ancora sconosciute le dinamiche dell'incidente. Sull'Etna nuova eruzione dal cratere Voragine con emissioni di cenere, al momento l'aeroporto di Catania resta operativo, la città intanto è ostaggio della sabbia vulcanica piovuta nei giorni scorsi e raccolta solo in minima parte. Contro l'emergenza siccità ad Agrigento potrebbero essere riattivati 4 pozzi, fornirebbero oltre 100 litri d'acqua al secondo che allevierebbero i disagi in molti comuni della zona. Nientecasa.it a Catania, una nuova emergenza immobiliare per denunciare il disagio abitativo e la provocazione delle associazioni che si battono per il diritto alla casa. Neri Marco Re si racconta, l'attore e regista a Siracusa parla del suo cinema, della TV e del suo amore per la Sicilia. Calcio, esordio a Brescia per il Palermo che ha chiesto di giocare in trasferta le prime 3 gare di campionato per consentire i lavori al Barbera. In Serie C il Catania si ritrova in sede prima di trasferirsi ad Assisi. Mafia, appalti, condizionamento del voto, infiltrazione nell'economia legale e anche nei lavori per gli hub vaccinali durante l'emergenza Covid. La Guardia di Finanza ha arrestato 7 persone a Sciacca, fra loro anche l'ex direttore della Protezione Civile di Agrigento, il servizio di Manlio Viola. Associazione mafiosa, estorsione, usura, corruzione e illecita concorrenza aggravata dalla finalità di agevolare Cosa Nostra, ma anche scambio elettorale politico-mafioso e traffico illecito di rifiuti. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Palermo, in collaborazione con quella di Sciacca nell'Agrigentino, ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare, 7 le persone arrestate, 5 in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Fra gli arrestati c'è anche Maurizio Costa, 64 anni, ex responsabile della Protezione Civile di Agrigento, indagato per corruzione e falso in atto pubblico. Tutti accusati di far parte della famiglia mafiosa di Sciacca e gli altri 4 destinatari della custodia in carcere, mentre ai domiciliari sono finiti Rosario Catanzaro e Vittorio Di Natale di 55 e 49 anni, entrambi di Sciacca, indagati per scambio elettorale politico-mafioso. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'esistenza di dinamiche criminali legate all'esercizio di un controllo capillare economico del territorio da parte della famiglia mafiosa, al cui interno sarebbe emersa anche un'accesa competizione per ottenere la leadership del gruppo, terminata soltanto alla fine del 2021 dopo la morte dell'anziano boss Salvatore Di Ganci. La famiglia di Sciacca si sarebbe infiltrata poi nel tessuto produttivo economico legale. Fra il 2020 e il 2023 avrebbe condizionato diversi appalti pubblici come quello per la realizzazione del depuratore o il rifacimento della rete fognaria dell'area portuale di Sciacca e dell'asilo comunale di Menfi. In particolare Costa, quale responsabile della Protezione Civile, nel 2021 in cambio di lavori presso la propria abitazione avrebbe agevolato la società riconducibile a uno degli imprenditori mafiosi per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'hub vaccinale di Sciacca. Scoperto anche un tentativo di influenzare le elezioni comunali di Sciacca nel 2022. Il GUP di Palermo, Clelia Maltese, ha condannato a 14 anni di carcere la sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Il processo si è svolto con rito abbreviato, la donna è in carcere dal marzo del 2022 e secondo l'accusa avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito anche per conto suo la cassa della famiglia mafiosa e la rete di trasmissione dei pizzini per mantenere i rapporti del capomafia con i suoi uomini di fiducia. Giovani di 19 e 23 anni in sella a una moto hanno perso la vita in un incidente stradale stanotte in Corso Indipendenza. Da capire se si sia trattato di un incidente autonomo o ci sia stato un imprevisto. Lorena Dolci.
Salvo Giardino e Alfio Cuffari sono morti. 19 e 23 anni erano insieme a bordo di una moto in corso Indipendenza all'altezza dell'incrocio con corso 4 novembre. In questo punto la frenata, poi il volo, l'impatto che non gli ha lasciato scampo, anche perché entrambi sarebbero stati senza casco. Un tragico incidente nel cuore della notte, intorno alle 3. A nulla è servito l'arrivo sul posto dei sanitari del 118, una dinamica ancora tutta da chiarire. Alcuni amici raccontano che ci sarebbe un'auto coinvolta nell'incidente. Al microfono di Eva Spampinato il racconto di un ragazzo, non lo possiamo mostrare perché è ancora minorenne, che è stato svegliato dal messaggio di un'amica comune. Sappiamo che loro stavano andando verso di qua, è uscita una macchina e per evitare la macchina lui ha provato a frenare con il briciolino dell'Etna e la moto proprio hanno fatto l'incidente. Erano in due sulla moto? Due sulla moto. Avevano il casco? No, senza casco erano. Circostanze ancora tutte da verificare. Indagini sono in corso per riscontrare tracce di altri mezzi coinvolti nell'incidente mortale o quale sia stato l'imprevisto che ha fatto perdere il controllo della moto. Giardino, che lavorava in un hotel, era un grande appassionato di due ruote e sin da piccolo aveva avuto diversi mezzi. Si può certamente dire che era un guidatore esperto, aspetto questo che lascia ancora più nel dolore e nello sconforto chi conosceva i due ragazzi. Se mi lasci ti sfregio con l'acido, questa è l'ennesima minaccia telefonica all'ex compagna di un 26enne arrestato dalla polizia di Adrano nel Catanese con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico, un incubo fatto di violenze, persecuzioni e aggressioni culminate con la denuncia della donna. Adesso cambiamo argomento, da stanotte è cominciata una nuova eruzione sull'Etna, la cenere che è venuta fuori appunto dal cratere voragine si è dispersa in direzione sud, operativo l'aeroporto di Catania ma ha previsti possibili ritardi. Lorena Dolci. Ci risiamo. Con Catania in piena emergenza cenere lavica, l'Etna torna a riprendersi la scena. Ha cominciato nel tardo pomeriggio di ieri con un graduale incremento dell'attività stromboliana dal cratere voragine. Il fenomeno è intensificatosi intorno alla mezzanotte è costantemente monitorato dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'attività produce emissioni di cenere che per ora si disperdono in direzione sud. Il tremore vulcanico è tuttora in aumento e potrebbe evolvere in fontane di lava. L'origine è stata localizzata poco ad est del cratere voragine, proprio la bocca che ha dato spettacolo negli ultimi tempi e che con la sua attività ha fatto diventare il vulcano più alto. L'Etna oggi tocca i 3.369 metri. L'avviso per il volo, il cosiddetto VONA, è passato da rosso ad arancione. Nonostante la nuova fase eruttiva, l'aeroporto resta operativo, ma sono possibili ritardi o cancellazioni per effetto delle misure applicate nelle prime ore del mattino. La SAC invita i passeggeri a contattare direttamente le compagnie aeree per verificare lo stato del proprio volo. E adesso occupiamoci dell'emergenza cenere, cresce il malumore dei cittadini catanesi esasperati dal lento ritorno alla normalità, tensione nel centro di raccolta comunale di Picanello e c'è chi invoca la protezione civile. Il servizio di Tonino De Mano. Ad una settimana esatta dalla pioggia di cenere, Catania non riesce a rialzarsi e con il passare delle ore aumenta la rabbia della gente. Tensione anche al centro di raccolta comunale di Picanello, dove i cittadini vengono gentilmente invitati a ritornare per conferire la sabbia vulcanica. Sono le 10:30 e lo scarrabile che vedete è pieno. Agli operatori di Gema spetta quindi l'arduo compito di chiedere alla gente di avere un po' di pazienza, che molti, esasperati dalla situazione, non hanno. Sono incazzato nero perché non so dove buttare la cenere vulcanica, perché se spendeva 2 lire e metteva dei camion di raccolta, come hanno fatto gli ex sindaci, tutto questo non sarebbe successo. È la terza volta che vengo, come si fa? Terza volta che vengo. E che cosa? Non la fanno scaricare perché è sempre pieno. Sono incavolata nera perché questa sabbia non ne possiamo più, ci sono le piste ciclistiche che non si può circolare, non sappiamo dove buttarla, non abbiamo dove metterla, ce la dobbiamo tenere a casa. Mentre documentiamo il malumore dei catanesi, arriva finalmente il camion, ma bisogna attendere altro tempo perché il mezzo pesante dovrà prima scaricare la sabbia in un centro specializzato per poi tornare.
A quel punto la domanda sorge spontanea: ma non era possibile mettere nel frattempo un altro scarrabile? Per logica sì, per mancanza di spazio nell'isola ecologica no. Non le manda a dire Lanfranco Zappalà. La mia rabbia è questa, che non siamo pronti, cioè non vedo una macchina organizzativa pronta. C'è un problema di incolumità. Da un paio di anni, come ho detto, l'Etna fa questi scherzi e noi dobbiamo essere pronti, con la protezione civile, con gli interventi straordinari. Ormai viviamo nella normalità e capiamo che ogni anno, e per fortuna è capitato d'estate, perché se fosse accaduto d'inverno con le piogge avremmo trovato una città completamente allagata. Il sindaco trentino aveva detto che ci vorranno 10 settimane per tornare alla normalità. Di questo passo ne serviranno molte di più. La sensazione è che serva un po' più di organizzazione e meno approssimazione. Adesso ci spostiamo nell'Agrigentino Santo Stefano di Quisquina, dove sono stati individuati 4 pozzi che, se attivati, potrebbero fornire oltre 100 litri di acqua al secondo ai comuni in crisi idrica da settimane. Il servizio di Davide Sardo. Continua l'emergenza acqua nell'Agrigentino, restano a secco i comuni che da settimane fanno i conti con l'acqua razionata o con le autobotti, mentre a rilento si avvia la macchina regionale per gli interventi. Potrebbero essere riattivati 4 pozzi a Santo Stefano di Quisquina, rimessi in funzione fornirebbero 110 litri di acqua al secondo, che darebbero sollievo ai residenti in grande affanno per la penuria d'acqua. Si mobilita anche il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, che ha convocato in municipio gli amministratori dei 6 comuni che vivono il disagio delle loro comunità. L'acqua di questi pozzi sarebbe dirottata ai serbatoi di accumulo in contrada Rinazzi, alla periferia di Canicattì. I sindaci hanno chiesto l'intervento del prefetto di Agrigento Filippo Romano e del Lati Idrico per vigilare sulle procedure di ripristino dei pozzi. E adesso ci occupiamo del servizio di 118, perché le maxi emergenze alluvionali che appunto rientrano in questo nuovo piano del 118 servono diciamo, per prevenire eventi climatici estremi. E allora oggi lo racconta in questo servizio Tonino De Maro. In piena siccità e in piena estate parlare di maxi emergenze in ambito alluvionale ed acquatico sembrerebbe un paradosso, ed invece è piena attualità, perché l'arma della prevenzione è l'unica per non farsi trovare impreparati. È stato ribadito più volte nel corso dell'incontro tenutosi all'ospedale Cannizzaro ed organizzato dal Seus 118. Obiettivo: fronteggiare e gestire eventi catastrofici estremi purtroppo frequenti negli ultimi anni in Sicilia. Dall'alluvione di Giampilieri e Saponara alle improvvise inondazioni delle grandi città Palermo e Catania, l'intervento immediato è l'unica soluzione. Uomini e mezzi pronti ad entrare in azione, come ribadisce il direttore del 118, Riccardo Castro. Oggi le condizioni climatiche, inutile dirlo, sono mutate. Di estate, per esempio, quando non eravamo in passato abituati, oggi imprevedibilmente può succedere un'alluvione, qualsiasi condizione atmosferica imprevista. Oggi ci dobbiamo pensare in tempo, in prevenzione, per essere pronti a tutto ciò. Concetti ribaditi e rafforzati da Salvo Giuffrida, direttore generale del Cannizzaro. Per assicurare bene un intervento nell'emergenza bisogna mettere in campo tutte le azioni prima che l'emergenza emerga. Questo è un ospedale votato per l'emergenza e su questo abbiamo puntato per far crescere la qualità dei servizi resi. Una giornata come questa, dove si mettono insieme gli attori e le proposte che possono emergere di formazione per una corretta informazione sull'utente, credo che sia importante, se non fondamentale. Presentati il gommone catamarano, capace di trasportare e soccorrere 7 persone, e i nuovi dispositivi di protezione individuale. Nientecasa.it, una nuova agenzia immobiliare per denunciare il disagio abitativo. E questa è la provocazione delle associazioni che si battono per il diritto alla casa. Oggi la presentazione a Catania. Eva Spampinato. Siete ricchi? Avete tanti zero in quello stipendio? Magari single? Bianchi? Allora questa è l'agenzia per voi! Lui è Ilario Palazzoni, spietato agente immobiliare dell'agenzia Nientecasa.it, che si rivolge solo a persone facoltose. Sei povero? Hai una famiglia numerosa? Magari anche la pelle diversa dalla mia?
Niente casa, appunto. Nientecasa.it in realtà è una provocazione che vuole denunciare il disagio abitativo e la negazione del diritto alla casa e alla residenza nella città di Catania. L'agente è un attore, Bruno Mirabella, e l'iniziativa è promossa da Trame di Quartiere, Arci Catania e Centro Astalli nell'ambito del progetto OP. Per una serie di persone che non hanno un reddito illimitato, famiglie, donne con bambini, migranti, è veramente difficile trovare casa e riuscire a portare la residenza, perché ormai la prassi è quella di affittare B&B per turisti, quindi affitti transitori, e quindi per chi invece decide di vivere in questa città è diventato sempre più difficile trovare casa, soprattutto nelle zone centrali. La messa in scena si svolge a Ognina proprio nel punto in cui si incontrano due paradossi: da un lato un lussuoso grattacielo in costruzione con tecnologie innovative e a basso impatto ambientale, dall'altro un alloggio di fortuna dentro un rudere abbandonato. Non è una critica rispetto agli imprenditori, ma invece è non dimenticarci che esiste un'altra parte, che quindi riuscire a bilanciare le due parti è che ci sia una garanzia pubblica e una tutela nei confronti di tutte quelle persone che invece sono escluse dalla casa e dalla residenza. L'ambizione degli organizzatori è quella di costruire insieme proposte concrete per cambiare le cose. E sarà un'altra casa simbolicamente importante, la casa di Paolo, il fulcro delle manifestazioni di quest'anno dal 16 al 19 luglio, in ricordo della strage di Via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e a 5 agenti della scorta. Durante questi giorni si ricorderà anche Vincenzo Agostino, il padre dell'agente di polizia assassinato a Carini. Il servizio. 4 giorni di manifestazioni per ricordare non soltanto la strage di Via D'Amelio, della quale ricorre il 32esimo anniversario, ma anche nel nome di Vincenzo Agostino, il padre di Nino, l'agente di polizia ucciso con la moglie incinta a Carini. Vincenzo è morto il 22 aprile scorso, senza ottenere verità e giustizia per le quali aveva lottato tutta una vita. E questo sarà il tema delle manifestazioni che inizieranno il 16 luglio alla Casa di Paolo, per culminare in Via D'Amelio il 19. Il Movimento delle Agende Rosse comincerà il suo presidio in Via D'Amelio alle 14.45. Come sempre noi daremo spazio in quel momento alle voci dei familiari dei ragazzi morti insieme a Paolo. Il minuto di silenzio sarà seguito dalla lettura di una poesia di Marilena Monti da parte di Salvatore Borsellino, lì a seguire altre testimonianze finché intorno alle 17 comincerà un dibattito al quale parteciperanno magistrati e uomini rappresentanti della politica italiana. Ci sono state negate delle verità e delle verità sono nascoste, che è proprio il tema del dibattito che si terrà subito dopo il minuto del silenzio. Io so chi siete sarà il titolo della manifestazione, citando una frase proprio di Vincenzo Agostino, che sia anche da monito ai detentori di una verità che ancora non emerge, ingabbiata nei 1000 depistaggi di un trentennio. E a proposito della strage di Via D'Amelio, oggi a Caltanissetta udienza preliminare in cui sono indagati 4 nuovi investigatori accusati di depistaggio per aver dichiarato il falso, deponendo come testi nel corso del processo sul depistaggio delle indagini appunto sulla strage di Via D'Amelio. L'avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino, chiede di costituirsi parte civile contro i nuovi imputati, chiesta la citazione come responsabili civili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno. Adesso cambiamo ancora argomento, ci occupiamo di televisione, cinema, teatro, perché vi facciamo ascoltare oggi un'intervista a Neri Marcorè, che racconta la sua passione per il cinema a TG Sicilia, il servizio di Francesco Aloi. C'è di mezzo una donna? No, perché mai? Che c'è sempre di mezzo una donna. Zamora, la sua prima opera da regista, una commedia, Neri Marcorè rappresentata anche in Sicilia, all'Ortigia Film Festival. La regia cinematografica mi mancava e era qualcosa che volevo prima o poi affrontare ed è arrivata l'occasione con questo libro di Roberto Perrone. Buonasera a tutti. Dall'inizio della sua carriera sono passati 35 anni ed è sempre stato un continuo crescendo. L'inizio è stato un po' casuale, anche se ovviamente con tutta la mia volontà e impegno, però non pensavo proprio che avrei fatto questo mestiere. Negli anni 90 lavora anche con Raffaella Carrà nella striscia satirica TGX a Ricomincio da 2. A questo punto il mostro Brunino Vespino chiude il suo collegamentino. Che ricordo ha di lei?
Di una persona molto generosa con gli artisti, che sapeva riconoscere il talento, che dava spazio al talento. Indimenticabili le imitazioni, una delle più belle è questa. Ecco Alberto Angela. Un tempo sorgeva un grandioso anfiteatro. Ma nella sua biografia c'è di tutto. Un artista poliedrico che non si fa mancare nulla, dal cinema alla TV, dal doppiaggio alla musica. La mia terra, io mi sono convinto che... E poi il suo amore per la Sicilia. Poterci mettere un piede e poi fare un piano per tornarci, penso che è una cosa da fare. Adesso ci fermiamo, una pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro telegiornale ci occupiamo di calcio. È stato varato il calendario di Serie B, il Palermo giocherà le prime 3 partite tutte in trasferta perché dovrà eseguire dei lavori allo stadio Barbera, dunque ha chiesto alla Lega di giocare fuori casa i primi match. L'esordio previsto, quindi la prima partita, contro il Brescia. Il servizio. Saranno tutte in trasferta come richiesto direttamente dalla società per effettuare lavori al Barbera. Le prime 3 giornate di campionato per il Palermo. È stato varato il calendario di Serie B. Rosanero che esordiranno nel weekend dal 17 agosto al Rigamonti di Brescia, poi Pisa e Cremonese sempre fuori casa. L'esordio casalingo sarà al Barbera a settembre contro il Cosenza. Turni di campionato anche a Santo Stefano e Pasquetta. Nel frattempo Rosanero che lavorano a Livigno. Il ritiro è fatta per Thomas Henry che raggiungerà nelle prossime ore i suoi nuovi compagni. Nicolau ha svolto le visite mediche ed è già un nuovo giocatore rosanero, così come Pierozzi che sta ultimando gli ultimi dettagli del suo trasferimento dalla Fiorentina. Volti nuovi come quello di Alfred Gomis, esperto portiere presentato in ritiro e che in teoria farà da chioccia al titolare del Splanche. Fondamentalmente penso che questo Palermo la società stia strutturando la squadra per avere 23, 24, 25 titolari, perciò tutti quanti devono dare il meglio di sé, essere a disposizione e cogliere l'occasione appena arriva, quindi ognuno con le proprie qualità e mettere a disposizione del gruppo. In partenza Soleri, Aurelio e Pigliacelli, i primi 2 allo Spezia, il portiere al Catanzaro. Adesso il Catania pronto a far partire la stagione, anche se sul mercato i rossazzurri sono ancora molto attivi, attese novità in giornata, silenzio invece da Messina, mentre a Trapani è ufficiale anche l'arrivo di Zuppel, il servizio di Francesco Trioli. È il giorno del raduno, i giocatori del Catania stanno iniziando ad arrivare alla spicciolata in città, pronti a mettersi a disposizione del tecnico Mimmo Toscano prima della partenza per il ritiro di Assisi, ma è sempre il mercato a fare la parte del Leone nell'attenzione dei tifosi. Dopo Luca Verna, i rossazzurri dovrebbero ufficializzare a breve anche Di Tacchio ed Andrea e sono sulle tracce del trequartista Nicola Dalmonte e del difensore Mario Rierardi. Ma Faggiano, aiutato da Toscano, sta lavorando ai fianchi anche per Simone Corazza, attaccante classe 91, che il tecnico conosce bene per aver avuto con sé a Novara, Reggio Calabria e Cesena. Contrattualmente legato fino al 2025 ai romagnoli, lo scorso anno 11 gol, ma la volontà di seguire il tecnico calabrese potrebbe essere la chiave per superare la concorrenza di Gubbio, Benevento e Potenza. A Messina più che il mercato si pensa all'organizzazione della società, c'è silenzio in generale su quasi tutto. All'11 luglio ancora sono solo 5 i giocatori in rosa, non c'è un organigramma ufficiale, si attende l'esito della trattativa per la cessione della società annunciata dallo stesso club e non c'è la sede del ritiro, anche se le voci vorrebbero i giallorossi a Castelbuono. Da quando però non si sa. A Trapani dopo Carraro invece è stato ufficializzato l'arrivo di Diego Zuppel, attaccante, 22 anni, lo scorso anno ha realizzato 7 reti in 15 partite alla Cireale, ma vanta esperienza in C anche a Messina e con la Virtus Francavilla. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.